Non ce l'ha fatta Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che era stata investita domenica pomeriggio col papà e il fratello da un SUV impazzito sul marciapiedi del viale principale di Creazzo. La piccola, subito portata in rianimazione all'ospedale San Bortolo, ha lottato per 3 lunghissimi giorni di agonia contro la morte, ma i danni riportati a seguito del trauma cranico non le hanno dato scampo. Era una bambina solare, gioiosa, quindi conosciuta in tutta la comunità, in parrocchia, a scuola. Da mamma posso solo immaginare questo dolore e da sindaco dico che queste cose non dovrebbero succedere, ma nel momento in cui succedono noi vogliamo essere vicini alla famiglia, dare supporto. Tanti mi hanno chiamato chiedendo che cosa è possibile fare, la scuola stessa. In questo momento stiamo valutando anche cosa faremo, di sicuro indiremo il lutto cittadino. Per Lea in tanti si sono radunati in chiesa a pregare insieme. Ogni sera alle 9 ci siamo trovati qui domenica, lunedì e ieri. La famiglia, pur essendo serba ortodossa, ha comunque scelto questo luogo, questo rifugio, diciamo, credo della fede e della propria provenienza culturale. Ecco, questo che penso che sia importante, che tutti quanti hanno comunque voluto dare il segno, ecco, di una presenza, di una vicinanza e anche dell'affidamento, ecco, a qualcosa di più grande che insomma tutti ci abbraccia. Ecco. Per l'autista ubriaco, ben oltre il limite di legge, immediatamente indagato dalla Procura di Vicenza, il capo di imputazione è diventato ora di omicidio stradale. La dice lunga sulla sicurezza, no? Su quello che è appena stato il progetto il cambiamento della legge, dove comunque prevede un tasso alcolico ben più basso. Ora non sta a me giudicare o dire, però certo è che ci vuole un po' più di consapevolezza di chi si mette al volante e che si renda conto se è in grado di guidare oppure no.